È come il giro di riscaldamento in Formula 1, si avviano i motori prima della ripartenza. È il senso dell'ultima ordinanza regionale. Molte attività finora rimaste chiuse hanno 7 giorni di tempo per prepararsi alla riapertura che nelle previsioni del governatore Toti sarà lunedì 18 maggio. Da oggi dunque i titolari di negozi di ogni merceologia, parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti non ancora aperti in modalità takeaway potranno raggiungere l'attività per lavori di manutenzione, di sanificazione, consegne di magazzino, cambio delle vetrine, verifica dei registratori di cassa e così via. È compreso il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette. Non solo, visto che gli alberghi sono già aperti, Toti dà il via libera alla riapertura di affittacamere, bed and breakfast, agriturismi e appartamenti per vacanze. E se prima si potevano raggiungere in solitudine la barca, la seconda casa, il camper o il proprio orto, da oggi lo si potrà fare insieme alla famiglia o al nucleo convivente. Spostarsi per necessità all'interno della Liguria è permesso insieme alla famiglia, con l'obbligo di rientro in giornata. Anche la raccolta di funghi e tartufi è consentita in tutta la regione e insieme a corresidenti. Infine, le attività sportive potranno essere svolte in qualsiasi momento. L'addestramento degli animali, così come l'attività di educatore cinofilo, possono ripartire purché svolti in aree autorizzate della Liguria. Riteniamo che in questa settimana, ultima settimana in cui sarà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che scade nella notte di domenica 17 a mezzanotte, che limita i poteri di apertura delle regioni, vogliamo le più ampie rassicurazioni che alle regioni verrà ridata piena autonomia per le proprie scelte a partire da lunedì 18, così come il fatto che da lunedì 18 alle stesse regioni, ovviamente tenendo d'occhio la curva del contagio, sarà data ampia facoltà di scegliere come ripartire con l'intero sistema economico regionale.